Eccoci qui, ciao a tutti, Virus101 vi dà il bentornati sul canale, bentornati a voi, bentornato a me, ma soprattutto a voi in questa diretta dedicata a Guild Wars 2, il PvP. Mi sono temporaneamente, velocemente parcheggiato a Lion Sars, sto ancora un po' caricando la mappa, per fare due discorsi introduttivi. Allora, la prima cosa è che io non sono il top player PvP sulla faccia di questo gioco, e inoltre vediamo qui tutti i temi di Halloween, perché è partita la season di Halloween, quindi ci saranno un sacco di cose da fare praticamente ulteriormente. Comunque, tornando al discorso PvP, dicevo, non sono il top player per quanto riguarda questa modalità di gioco, ho dovuto imparare a fare qualcosella, perché ho dovuto comunque imparare a fare qualcosella in PvP, e allora volevo condividere con voi la mia esperienza del PvP, perché ho visto anche con Virgi e alcuni giocatori nuovi si trovano un po' dispersi nel gestire questa modalità di gioco. Prima o poi va fatto, però le cose sono diverse all'interno del PvP di Guild Wars 2 e quindi possono essere un po' confusionarie. Diciamo che a differenza di ho il personaggio che gira per il mondo e per le mappe, uccidere e scassare mostri, il PvP non viene assolutamente fatto per nessuna ragione all'interno del mondo del gioco. Non c'è PvP nel mondo normale del gioco, quindi tutta l'area di gioco, core, ok, o espansione che sia. Ok, facciamo un bel disegnino qua intorno, spero di non disegnare cose che si possono fraintendere. Dicevo, in questa praticamente modalità, in questa area non c'è PvP, non esistono i duelli, quindi se trovate un giocatore non è che tipo lo cliccate e qui da qualche parte vedete fai PvP con questo giocatore, via il duello, eccetera eccetera. Questa è una cosa un po' brutta, sinceramente mi sarebbe piaciuto avere la possibilità di fare dei duelli in giro per le mappe, fine a se stessi, nessuno vince niente, nessuno perde niente, così per divertimento, per duellare in giro per la mappa. L'unico posto dove potete fare questa cosa in questo modo qui, quindi usando l'equipaggiamento PvE del vostro personaggio, è in World vs World, ma non è argomento di oggi, quindi torniamo al discorso del PvP. Il PvP viene fatto completamente a parte, ha tutta una sua area nelle Mists da qualche parte, che non sono neanche su questa mappa, se non mi ricordo male, hanno proprio una mappa completamente a parte. In quelle mappe, in quelle istanze dove i giocatori si scassano i denti l'uno con l'altro, e le cose sono estremamente diverse dal gioco base. Quindi ho deciso di dividere la diretta di oggi per argomenti, quindi come, dove, cosa, quando e perché. Allora, il come, come si fa PvP, il punto di partenza è il pannello del PvP. Datemi 2 secondi perché stavo aspettando Virgi che ci raggiungesse, ma è ancora persa in giro, non lo so dove. Le mando un attimo un messaggio al volo perché non posso abbandonare qua la postazione, quindi le mando un attimo un messaggio, quindi dopo magari mi farete sapere anche voi, o le farete sapere anche voi, che è in ritardo per la diretta di stasera. Ci darà un po' di supporto, un po' le sue impressioni e domande. Vado a mandarle un messaggino veloce e siamo partiti. Arrivi, arriva, vieni giù, e quello che sia. Comunque, Virgi sempre in ritardo, vabbè, non fateglielo sapere che l'ho detto, e dopo se rivedrà un attimo questa parte qua mi dirà un sacco di parole, ma non c'è problema, va bene così. E quindi andiamo ad iniziare. Allora, per i nuovi giocatori che si apprestano a giocare a questo gioco, quindi entrano a Guild Wars 2 e tutto il resto, dovete sapere che il PvP, essendo una cosa strana, potete farlo da livello 1. Ok, quindi appena entrate in gioco, appena creato il personaggio, potete fare il vostro personaggio da PvP. In quel frangente non preoccupatevi dell'equipaggiamento, perché l'equipaggiamento in PvP è uguale per tutti. Quindi non c'è assolutamente differenza tra il fatto che un giocatore possa avere una Shanded, un esotico, un leggendario, quello che sia, e voi che avete una spadina di livello 1. La potenza delle armi è identica per tutti. Più che altro diciamo che le statistiche sono state rimosse a favore di sigilli, rune e un equipaggiamento specifico da fare lì dentro. Ciao Andrea, benvenuto nella diretta. Buonasera, buonasera. Allora,
E quindi capite che potete fare PvP perfettamente competitivo a partire da livello 1. Oh, Virgi ci raggiunge, è un po' timida sulla telecamera, quindi probabilmente la sentirete solo come voce Buonasera fuori. a tutti, Eccola qui. buonasera. Fa un Hello, po' hello, freddo hello. oggi. C'è brutto tempo. Ah, eccolo qua, c'è anche Andrea stasera. Ciao Andrea. Virgi ti saluta e ci dice che torna a riuscire a vedere una live in diretta. Perfetto, grazie Andrea, contentissimo di averti durante la diretta di questa sera. Opla. Bene, andiamo avanti con i discorsi. Vi stavo spiegando da dove si parte col PvP. E quindi la prima cosa da fare è capire questa cosa. Quindi potete fare PvP da livello 1 a livello 80 più tutte le mastery che avete o quello che sia, non importa. Cosa faccio per fare questa cosa? Beh, molto semplicemente c'è un'icona con delle spadine in alto a sinistra, se la vedete un po' dietro il mio nome, però è qui e c'è scritto PvP. Questa icona qui voi la pigiate e si apre il pannello del PvP. E può esserci anche un tasto dedicato a questa cosa qui, nei tasti io l'ho tolto, comunque non importa. Ciao Virgi, Andrea ti saluta. Ciao Andrea. Eccoci qui, quindi questo è il pannello di controllo di tutto quello che è il PvP. Ci sono un sacco di tastoni e andiamo un po' per ordine. Andiamo a vedere il primo tasto che è Enter PvP Lobby. Ok. Non farmi partire video, grazie, che già capisco poco io me stesso, se mi fai partire anche i video sotto non si capisce proprio una fava. Ok, e la PvP Lobby che cos'è? Fondamentalmente è una mappa diversa dove entrate a fare delle cose, quindi non comincia proprio il PvP da qui. Eccoti qua. Ciao Virgi, stai rispondendo alla chat. Perfetto, ottimo, grazie. Allora, pigiamo Enter PvP Lobby e andiamo a vedere che cos'è. Quindi mi immagino essere un giocatore nuovo, arrivo, pigio Enter, che cacchio è? È questa cosa qui. Come vedete si cambia immediatamente mappa, si aspetta il caricamento, che è un po' eterno. Assolutamente. Certo. Sì, ci vuole un po'. Così faccio anch'io il mio cambio di... Il mio cambio di build. Di build, di No, cose. di... Per le build le vedremo tra un po'. Comunque se vuoi raggiungermi nelle mists, così porti anche Belloccia qui, che è il tuo personaggio, andiamo a vedere altre E cose. sono muoruta. E sei morta, muruta? sì, Ah, sei nata mi sono morta nel attivata, gioco. già nata morta praticamente. Bene, sono già nata morta. Cominciamo bene. Comunque, questa fondamentalmente è la mappa del PvP, come vedete sta su un'area completamente differente ed è una mappa dove abbiamo le istanze per il World vs World, che è tutto questo, e poi tutte le mappe dove si va a fare il PvP. Ok, quindi queste sono è fondamentalmente l'area di dove c'è il PvP qua in alto. Qua sotto è World v World, eventualmente lo guardiamo un altro giorno. Comunque, da questa area, in quest'area, noi cosa possiamo fare? Possiamo fare varie cose. Qui abbiamo un'arena dove possiamo andare in un free for all, senza punti e senza niente, a provare le varie cose che abbiamo provato. Questa è una zona raggiungibile solo per chi ha il VIP Pass o altre cose. Questa mi pare, se non mi ricordo male, comunque l'arena la raggiungete da questo waypoint. La Hall of Memories, da dove vediamo insomma tutti i giocatori e varie cose. La parte davvero importante del PvP è quest'area, e quest'area dove siamo arrivati. Allora, vado a prendere subito la prima zona, perché qui ci sono vari vendor. Avete la banca, avete il trading post, avete praticamente i mercanti e tutto quanto, e quindi da qui ho la connessione che va e viene. Vabbè, dopo se si perde qualcosa fatemi sapere che rispiego. No. Ok, connessione resta stabile. Bene. Allora, un attimo mi abbasso il volume in cuffia perché sto urlando, perché... Allora, dicevo... Penso di avere il volume alto. Ma io non ti sento perché sono in cuffia. Scusate un attimo, due cose tecniche. Penso di avere il volume alto pure io. Sì, se lo hai letto che non viene preso dal microfono è meglio. No, ce l'hai, abbassa direttamente il volume di Windows. Comunque, torniamo a noi, scusate per un attimo l'interruzione tecnica, ai tastini sulla tastiera col simboletto per abbassare e alzare ce l'ho fatta. Perfetto, Sì. perfetto. Ottimo, allora torniamo a noi. La connessione non è delle migliori, perché sta andando così a chip? C'è un tempo bruttissimo fuori qui, ma proprio brutto. Sì. Aspetta che
Tolgo, metti in modalità aereo un attimo il telefono che abbiamo troppe reti qui sotto. Ok. Ok. Allora, niente, dicevo, la cosa comoda di quest'area è che avete banca, trading post e gli altri mercanti generici qui. Quindi, se siete in mappa... No, niente, è saltata di nuovo. Ma porca zoccola. Ok. Sì, la ghicchia ogni tanto, e grazie Andrea. Connettività stasera è uno schifo, vado a controllare una cosa sul... Ora. Ok. Ok, dovremmo riesserci. Ho abbassato un po' il bitrate, vedo che non è ancora stabilissimo, però è più stabile di prima. Ho ricollegato la rete, ho ricollegato tutto, adesso speriamo che regga un po' meglio. Comunque, quindi dicevo, se vi servono le armi per il PvP, le comprate qui, anche se avete appena iniziato. Stessa cosa vale per le armature. Le armature contano ancora meno, basta avere 1 o 2 pezzi di armatura e siete a posto. Quindi potete andare in PvP anche in mutande, per dire, con solo il caschetto o solo con gli stivali. Cioè, potete sbizzarrirvi, tanto non conta assolutamente nulla avere l'armatura completa fatta e finita, o la spada sbrilluccicosa o quello che sia. E quindi questo esaurisce un attimo la prima parte. La seconda area che voglio farvi vedere è questa, che è quella importante, è l'arena, il free for all che parlavamo prima. Quindi qui venite a provare quello che è la build, gli mettete su questo, gli mettete su quello, vi buttate qui dentro. Allora, qui dentro c'è un portale per teletrasportarsi giù, non è l'unico modo per arrivare qui dentro. Qui è un free for all, eccolo qua, come vedete siamo già con un po' di lag. Ok, e da qui poi vi divertite a scassonarvi con gli altri giocatori. Ok, questo era per farvi vedere un attimo un paio di skill. Adesso mi sdrumano, perché ovviamente mi devono sdrumare subito. Eccolo lì, questo cos'è? Un Weaver, sì. Ok, e questo è un po' il concetto dell'arena. Vado fuori, non si vince, non si perde nulla, se non magari un po' di brutte parole che ogni tanto si dicono se continuano a scassarvi indistintamente o quello che sia. L'altra area importante è il Combat Training Waypoint che vediamo qui. Questo per te Virgi, e se vuoi fare anche 2 o 3 prove per vedere se il personaggio fai da... Non so dove sei. Sono al Combat Training Waypoint, non siamo sulla stessa... Scusa, sei nelle Mists? No. Devi venire alla PvP Lobby. Ah, ok. Eccolo qui. Qui, come vedete, avete dei golem su cui testare le vostre abilità o quello che sia, quindi potete mettervi qui, pum 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 pum, provate un attimo a vedere quanti danni riuscite a fare e se i numeri vi convincono, se no cambiate la build, ed è il prossimo punto. Per questo ho tenuto questa parte per ultimo. Come vedete ce ne sono anche alcuni che vanno in giro, si muovono a piedi, ok? E potete provare varie tipologie di nemici, quindi light, i leggeri, gli heavy, quelli pesanti, o i medium e via discorrendo. Poi ci sono degli altri mostri che sono un po' più specifici e sono proprio delle classi di gioco. Ora regge bene, ci dice Andrea. Perfetto, perfetto, grazie. Ok, qui vedete ancora heavy, medium, target statici. Da qui in poi, se non mi ricordo male, ci sono, come vedete, necromanti, revenant, guardian, e quindi potete venire a provare un po' la potenza del vostro personaggio contro anche delle specifiche classi. Quindi il gioco vi dà la possibilità di mettervi veramente alla prova, con bersagli statici, altri bersagli statici e bersagli, chiamiamoli dinamici, perché sono degli NPC con le classi dei giocatori. E quindi questo è molto 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 fico e comodo per venire a fare le prove, per vedere insomma tutta la build. Come faccio la build? Come vedete qui questo giocatore sta combattendo contro questo elementalista, possiamo dargli una mano e sta andando al finishing, eccolo qua. Questo introduce anche un'altra meccanica, perché quando abbattete un nemico non muore subito, dovete finirlo. C'è il downed state anche nel PvP, piccolo accenno ma dopo lo vediamo. Come gestire la build? Beh, la prima cosa che si fa per gestire la build dopo che siamo entrati qui, e potremmo farlo anche nel mondo, ma io vi consiglio di provarle qui le build. Entriamo nell'equipaggiamento del nostro personaggio col tasto H o pigiando qui in alto l'Hero, lo vedete, è proprio è nascosto dall'overlay. Comunque nell'Hero panel, qui è un po' fumosa questa cosa, ArenaNet non ha mai sistemato questa cosa mettendo 2 bei tasti belli distinti e belli visibili per l'equipaggiamento PvE e per l'equipaggiamento PvP. L'equipaggiamento PvP che vediamo qui
Ok, è questo. Quindi noi non abbiamo più l'armatura, non abbiamo più le statistiche, non abbiamo più niente. Abbiamo solo degli amuleti e abbiamo delle rune. Quindi noi selezioniamo un amuleto da tutta la lista degli amuleti selezionabili. Alcuni costeranno un po' di gold, ok, se volete comprarli se vi servono. Ma mediamente tutti gli altri, quelli che vengono usati, sono diciamo abbastanza free. Stessa cosa vale per le rune, stessa cosa vale per i sigilli da applicare alle armi. Quindi quello che noi facciamo in questo piccolo pannellino è tutta l'equipaggiamento per fare il PvP, non ci serve altro. Voglio passare da Berserker a Marauder, come a volte si fa, clicco e ho cambiato le mie statistiche. Come vedete, 1000 power, 1000 precision, 500 vitality, 500 ferocity, a fronte del fatto del Berserker che è 1200 power, 900 precision, 900 ferocity. Cosa vogliono dire tutte queste cose qua? Le vedremo con calma dopo, perché sono comunque le statistiche di base del personaggio. Respiro, punto e a capo. Esatto. Tazzina, tazzona. Tazzona, momento Tazzona, tazza. momento tazza. Momento tazza, ecco. Io non la vedo però, virus. Non so dove sia. Vedi il puntino blu che sono al Dove coso sono? waypoint. Sono al combat training waypoint. Ah, adesso ti vedo. Eccolo là. Perfetto, infatti vedete Bellocia ci ha raggiunto, quindi Virgi è qui anche lei. E torno un attimo indietro, fammi... Ah sì, posso mettere anche la mount qua, fico. Davvero? Sì. Ah, Si può usare le mount e il glider qua. Comunque in alcune, Sono non libero. dappertutto, ma in alcune zone sì. Ok, allora, quindi dicevamo, per sistemare la nostra build da PvP apriamo l'Hero Panel e nella sezione Equipment andiamo a pigiare questa icona e qui andiamo a mettere questi amuleti, queste rune e i sigilli sulle armi. Anche i sigilli posso selezionare quello che mi interessa e sono a posto. Differente storia sono i tratti e tutto quello che riguarda invece questa cosa, sono i talenti, i tratti del personaggio. Questi bisogna configurarli. Io di solito dedico una specifica tab alla configurazione PvP e dopo eventualmente uno di questi giorni ne sbloccherò altri se proprio dovessero servirmi, e qui vi cominciate a gestire tutti i vari tratti. Quindi magari voglio passare da Maleficent 7 a Be Quick or Be Killed, premo questo tasto, seleziono il mostro, comincio a fare le prove, vedo cosa succede, verifico di essere abbastanza forte da tirarlo giù. Ho fatto abbastanza danni, no, non mi convince, torno qui e cambio il mio coso. Per questo vi dicevo, è comodo venire in quest'area, cambiare la build del PvP per fare tutti i test che vi servono sui danni che potete fare, e sono dipendenti assolutamente dai tratti che mettete, quindi dalle varie specializzazioni e dall'equipaggiamento che avete addosso per il PvP. Quindi adesso volessi passare a Berserker, faccio così, ok, e adesso ritesto i danni che faccio. Ma quanto si diverte Virgi? ma sono troppo debole io però con questo qui, però, Livi. Ok, ho appena tirato 8000 danni su questo coso, direi che mi va abbastanza bene. Virgi, la tua build PvP dobbiamo rivederla, perché Sì, dopo decisamente. spiegheremo anche questa cosa. Stai facendo un casino che non mi capisco neanche io, abbasso un po' il volume in cuffia, ok. E quindi, diciamo, sul come e cosa, ho mescolato un po' le cose, comunque sul come si gestisce il PvP, fondamentalmente si gestisce tutto dal pannello del PvP, e l'equipaggiamento lo vediamo direttamente nell'Hero Panel, nell'equipaggiamento PvP, ok, e nei tratti che decidiamo di mettere per gestire le nostre partite in PvP. Prossimo punto riguarda il cosa, quindi il come e il dove l'abbiamo appena visto, quindi come apro tutto, come vado a gestire le cose, pannello del PvP, entro nella lobby e qui ho tutto quello che mi serve, il dove è qui, ok, perché dopo mi sposterò nelle varie mappe quando entro nelle partite, ma sono cose automatiche che fa il gioco, quindi io devo solo cliccare e poi il gioco mi porta di qua o di là. E quindi arriviamo al big punto, il cosa, quindi il cosa fare, eccetera eccetera eccetera. Allora, gli altri due tastoni che vediamo qui sono gli altri due tastoni principali di tutto il PvP. Il primo tasto è Play Unranked Arena Q Size 1.5. Finché non siete livello 20 in PvP, l'unica modalità che potete fare in PvP è questa cosa qui, una arena senza ranghi. Quindi
Entro e gioco, non ho punti, non ho statistiche, non ho niente, entro e mi faccio il mio PvP. È sempre un 5 contro 5, dopo vedremo un po' nello specifico come si sviluppano le partite. Io gioco solo in Conquest, Stronghold non mi piace, è una modalità che non tratterò neanche, c'è un'altra modalità ma ha troppi elementi PvE, non mi piace, e gioco solo praticamente in Conquest, che è la modalità diciamo principe del gioco. Quindi fino a livello 20 farete le Unranked Arena. Pigio il tasto, quindi Virgi preparati, no scherzo, Ah, e ero già pronta. eri già pronta, ecco, Sì, tanto zappa. perdo. Pigio questo tastone perché tanto questo è grigio e non lo posso usare e entro a fare PvP. Nice and easy. Prenderò delle ricompense che saranno varie cose e molto comode e utili se fate le daily, ok? Quindi se andate sugli achievement sulle daily vedete che ci sono tutti gli achievement anche per le daily PvP e cose del genere. Quindi è comodo per fare quei 2 gold al giorno. Date una chance a questa modalità. E sulla Ranked Arena ci sarebbe una milionata di robe da dire, però è comodo un po' per farsi le ossa, fare le varie prove senza necessariamente rischiare diciamo nulla. I giochi si complicano quando andiamo invece in Ranked PvP. In Ranked PvP invece le cose sono diverse e le modalità di gioco praticamente sono sempre quelle, però ci sono le stagioni. Se voi notate Q size 1.5, qui c'è un Q size 1.2, quindi la dimensione della coda è di 2 perché siamo in una mini stagione di partite 2 contro 2 e Guild Wars suddivide le stagioni delle partite con rango. Avremo delle stagioni molto lunghe di 5 contro 5 intervallate da mini stagioni di 2 contro 2 o 3 contro 3. Fateci attenzione perché non tutti piace il 2 contro 2 o il 3 contro 3, è un discorso di mi piace più così, mi piace più colà. Comunque c'è questa cosa e questa stagione finisce il 12 di ottobre e quindi il 12 di ottobre si torna in modalità 5 contro 5 qui. Quindi questa è una piccola nota perché ogni tanto mi trovo fregato, pigio in automatico senza guardare, mi trovo a fare un 2 contro 2 e non ho delle build per fare quella cosa lì. È un po' fastidioso trovarsi lì perché vi scasonano alla grande, quindi ciaone e buonanotte. Comunque, queste diciamo sono le 2 modalità principali per andare a combattere. Altre icone andiamo velocemente a vedere. La League è dove voi vi piazzate, infatti vedete sono piazzato benissimo, nella versione Ranked. Nella versione Ranked, che è la versione che io consiglio a tutti di fare, ci sono delle ricompense aggiuntive che vedete in queste chest qui. Praticamente ogni volta che voi giocate, prendete dei punticini su questa barra, quando si riempie, sbloccate il primo pallino, quando sbloccate i 3 pallini, aprite la chest. Dentro questa chest ci sono questi premi che vediamo in questo momento e sono molto comodi e utili soprattutto perché è una bella botta di gold, materiali, armature e colori per il vostro personaggio e non solo, e anche questi ticket e questi Ascended Shards of Glory che servono per fare le armature leggendarie. Quindi, se puntate alle armature leggendarie, fare PvP, si fa ranked e si procede in questo modo, aprendo più chest di questo tipo possibile. Ok, vedete, nella mini season arriviamo solo alla quinta chest, nelle season più lunghe ce ne sono molte di più e l'ultima è ripetibile, ovviamente per finirla dobbiamo fare più pallini. E allora vado piano, eccolo qui, quindi come vedete più vado su con le chest maggiori e migliori saranno i premi. Tra questa e questa non cambia granché, ho solo 50 Ascended Shards of Glory in più e fidatevi è comodo averli. E qui arriviamo ad avere altri Shards of Glory, 10 gold, 3 Transmutation Charge e ce n'è. L'ultima chest si comincia a vedere delle cose belle, tipo un titolo e delle altre cose in più. Come vedete, il PvP vi ricompensa adeguatamente per i vostri sforzi e per le vostre, diciamo, coronarie che partono, no? Assolutamente. Sì. Confermo. Confermo. Perfetto. Quindi praticamente l'icona della League vi dice in che status siete nel vostro ranked PvP. Nulla di più, nulla di meno. Quante ceste avete aperto e qui dopo vi dirà se siete bronzo, silver, gold, platino o quello che sia. Io non sono mai andato oltre il silver anche perché non me ne frega assolutamente niente, tanto questo è solo una cosa per avere un'icona a fianco al nome. Poi
se volete puntare ad arrivare platino, avere l'icona platino e tutto il resto, fatelo, giocateci, divertitevi, è personale questa cosa. Terza tab sono i tornei, perché ci sono anche i tornei nel gioco e le ricompense sono potenti, quindi come vedete potete anche mettervi in lista per uno dei vari tornei quando siano aperti. Adesso sono tutti chiusi e ci sono tutte le ricompense, come vedete: qualifying points 10, 15, 20 gold, Mystic Coin, assolutamente da non sottovalutare, e ovviamente i reward track che tra un po' andremo a vedere. Quindi questo è un'ennesima modalità che non trovate qui, ma trovate praticamente qui dentro. Se volete, fateci una prova. Quarta tab, molto importante, i reward track, perché oltre a tutte le ricompense che già trovate, ogni volta che fate del PvP prendete dell'esperienza che va a riempire questa barra di una delle cose che avete selezionato di fare, perché lo selezionate voi. Quando riempite tutta la barra vi viene data una mega ricompensa finale, quindi altre ricompense che arrivano. Potete trovare oggetti importanti tipo i Mystic Clover, potete trovare materiali da crafting, materiali specifici delle mappe o dei dungeon o altre cose, scegliete voi e da qui giocando praticamente andate a fare un sacco di chest, un sacco di ricompense, quindi il PvP ricompensa molto molto il giocatore. Miss Champions, qui vediamo delle cose che sono solo informative, non sono mai stato qui a informarmi cosa sia, e il Game Browser, dove invece vediamo una cosa aggiuntiva che c'è ancora di più, quindi PvP è veramente un mondo a parte, un gioco nel gioco, dove ci sono tutte le arene personali. Se voi volete potete con un item specifico, spendendo un po' di soldi di gioco, prendere questa custom arena, cioè un'arena vostra dove voi configurate la modalità di gioco e i giocatori vengono lì e si scassonano nella modalità di gioco che voi decidete di fare. Ogni tanto trovate questi custom arena time token che allungano il tempo per cui questa arena che avete comprato rimane viva e attiva tutta per voi. Bene, 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 bene. Ok, questo esaurisce completamente tutto quello che c'è da dire sul pannello del PvP. Quindi, per ricapitolare, dall'1 al 20 gioco in ranked, dal 20 in poi posso uscire e gioco in un ranked, dal 20 in poi vado in ranked e da lì in poi posso fare tornei o andare su custom browser, quindi su giochi personalizzati. Che faticona, che faticaccia. E questo, diciamo, esaurisce un po' quello che c'è da dire come base per il PvP. Quindi arrivo qui, metto il mio equipaggiamento, metto quello che mi sento di mettere qui, spada, questo devo provarla, è una build che non ho ancora provato, dopo la vedremo in funzione. Metto i miei tratti e i miei talenti, quindi configuro tutta questa parte qui. Una volta che ho fatto questo faccio le mie prove con i golem, quando mi sento pronto pigio PvP lì o PvP qui, ok, e pigio play. Virgi, sei pronta? Mi sto facendo le foto. Sta facendo le foto al dragone. È il mio draghetto, finalmente ho il draghetto. Ecco. Eh sì, una faticaccia a fare lo scale anche per te, però è stato fatto e quindi evviva. Già, solo che come faccio a fare le foto? Rispondo un attimo ad Andrea, la domanda è su sto PvP, ma basta giocare o devi pure vincere senza morire? Come si gioca il PvP, che quindi fa un po' parte della prima domanda, cioè del primo coso che abbiamo scritto sul titolo del canale. Come si gioca in PvP? Allora, innanzitutto, visto che siamo in party, se Virgin non accetta la richiesta di entrare in PvP, non entreremo mai nella coda del PvP. Infatti vedete waiting for party. Grazie. Allora, rispondo io ad Andrea. Andrea, ti fai il personaggio e vieni a giocare con noi. Giusto? Giusto. Sì, perché Giusto. così ci fai compagnia. Beh sì, assolutamente, perché no? Quando siamo online siamo qua, ci si gioca un po' tutti assieme, chi c'è e ci si va in giro a divertire. Allora, vedo che il bitrate regge bene, faccio un attimo una prova e aumento un po' il bitrate in uscita e vediamo come va. Se dovesse scansare là.
Allora, un po' il problema ultimamente, vista l'uscita anche di Final Fantasy XIV, un po' di altri casini, il PvP dentro Guild Wars 2 ha perso un po' di appeal, diciamo, sono meno giocatori, quindi i tempi di attesa possono essere alti. Una volta ti bastava premere il tasto, proprio qualche secondo si partiva, adesso bisogna aspettare anche qualche minuto. Quindi, nel momento in cui io ho il mio giocatore fatto e finito, pronto ad andare a scassare i denti in arena, mi metto in open world, dall'open world mentre sto facendo le mie cose mi metto in coda, quando parte, quando parte il PvP mi viene fuori quello che stiamo vedendo in questo momento, faccio il PvP e poi torno nell'open world a fare tutto. Perché? Allora adesso mi giro e devo dire a Virgi una cosa. Se lei non accetta il match non parte. Quindi adesso avete visto Virgi che ha appena ricevuto un titolo di disonore. Perché? Perché non ha accettato in tempo utile il match perché stava facendo le foto al dragone, ok? E adesso per i prossimi 10 minuti lei non può entrare in PvP e quindi non posso entrarci neanch'io. E quindi lasciamo Nemmeno Virgi da fare le solo? foto. Eh sì, premi l'interfaccia del PvP, No. vai sul Q e vedi che hai il coso rosso e ti dice quanto tempo ti dà? C'è scritto sul messaggio in Ho rosso. 2 minuti. Ok, 2 minuti. Ho 2 minuti Ok. di disonore. Hai 2 minuti Mi di hanno disonore. disonorata. Va bene, allora partiremo fra 2 minuti. Dai, nel frattempo rispondiamo un po' di domande, eccetera, eccetera. Mi hanno E su disonorata. Final Fantasy XIV c'è il PvP? Sì, ok. Mi immagino lì però gente che come ti sclera addosso. Sì, beh, allora diciamo che il PvP è un posto mediamente abbastanza tossico in quasi tutti i giochi, in quasi tutti gli MMO. È un posto dove volano parole grosse, come dicevano in un antico film, ed è un posto dove i nervi saltano spesso, soprattutto dove si trovano classi un po' broken o ci sono giocatori che abusano di meccaniche fallate dei giochi, perché purtroppo ci sono, o di classi assolutamente OP, tipo i vari Scourge o Revenant o quelle che ci sono anche qui. Il problema che cos'è? Mantenere la calma, e se il vostro livello di incazzatura sale oltre ogni limite, si pigia, esce e si va a fare qualcos'altro. Non scimmiatevici sopra. Sei ancora in Dishonor? Controllo. Mancano 53 secondi. Ok, 53 secondi, perfetto. Allora tra un po' andiamo a vedere il PvP come si sviluppa. E alcuni accenni intanto, visto che tanto stiamo andando a fare un 5 contro 5, come funziona? Sono due squadre di 5 giocatori che si devono sgarugnare una con l'altra. Quindi siamo ancora sul praticamente come funziona. Ma ogni volta che sgarugno un personaggio nemico, questo cade per terra, devo finirlo. Quando lo finisco, la mia squadra guadagna 5 punti. Semplice? No, non è così semplice. Nulla è semplice dentro Guild Wars 2. Ci sono 3 punti di controllo di solito, più dei sotto-obiettivi. Quindi all'interno del PvP non è PvP puro, ci sono anche degli elementi PvE. In alcune mappe bisogna uccidere dei mini boss dentro l'area, in altre mappe bisogna controllare un punto perché i cannoni sparano, in un'altra mappa ancora bisogna controllare altre cose, e quindi queste mappe hanno praticamente più cose oltre il sgarugnati l'uno con l'altro. E adesso andiamo a vedere queste cose, quindi che meccaniche ci sono. Ok, Virgi, accetti, grazie, che così te lo dico subito, perfetto, grandiosa. E quindi così il PvP è un po', si chiama strutturato. Accetta, perfetto, ok. E adesso appena partirà il match andiamo a vedere. Ovviamente la partita mia farà schifo e qualsiasi giocatore ci stia guardando, non cliccate Battle of Kylo. Lo stavo per premere io. E invece non l'ho premuto. Brava, brava, Perché so che lo odi. esatto. E probabilmente ci giocheremo perché 4 giocatori l'hanno appena No, selezionata. non posso crederci. Ecco dai, perfetto, grazie gioco per smentirmi quando dico queste cose. Speravo proprio in questa cosa qua. Battle of Kylo è una delle prime mappe PvP, proprio una delle primissime mappe, sinceramente ne ho i maroni pieni. È una mappa che odio particolarmente perché appunto, come dicevo, ci sono delle meccaniche dentro quella mappa dove ci sono 2 trabucchi che sparano uno dalla parte all'altra e quindi così.
Comunque, per tutti i giocatori nuovi non disperatevi, ci sono delle istruzioni quando iniziate il gioco. Come vedete ci sono dei punti di controllo, il primo team che raggiunge il punteggio vince, 500 punti, e controllate e catturate i punti per guadagnare ovviamente i punti per il vostro team, ognuno di questi 1, 2 e 3 punti di controllo guadagna un tot di punti, distruggi i nemici ovviamente, cattura l'arena in Yasmin's Lamp to gain access to powerful skill, quindi la meccanica aggiuntiva di questa mappa è catturare quando viene fuori l'icona della lampadina qui in centro mappa. Quando questo punto viene catturato, tutta la squadra ottiene una skill aggiuntiva e ulteriori punti, quindi questo un attimo per dire. Questi sono i due punti di partenza dell'arena. Abbiamo ancora 24 secondi. Noi siamo la squadra blu, lo vedete con il background qua dietro, quindi siamo qui, pigiamo yes e siamo pronti per partire. Mi chiedo scusa un po' ai giocatori che stavano aspettando me e vediamo lo sclero in diretta, ci dice Andrea. Assolutamente sì. Adesso preparatevi ragazzi, perché qui... Sì, perché sto usando anche una build che non è mia, non l'ho mai usata prima questa build qui, se non qualcosa di simile, ma con spada e daga proprio no. Adesso si dicono tante brutte parole. Tante brutte parole. Tante, sì. Però Ho perso vediamo swiftness quando vado in stealth, sono un po' lento, però. Allora, ecco qua. Diciamo che ogni personaggio ha un po' un suo scopo. Io sono un thief, quindi vado a cappare barra decappare, quindi vado a conquistare o a deconquistare i punti di controllo e do supporto da dietro ai miei compagni di squadra. E Virgi segue la ciurma. Non fate battute sul discorso del supporto da dietro perché si può capire male. Ok, e iniziamo a scassonarci con... Eccolo. Dove è andato a finire? Maledetto clone del Mesmer. Ok, fuori quello. Oh. E questo che vuole? C'è una salamandra che non sopporto. Ok, tirami pure la Thief Guild, grazie. Ok, mi sto scassonando con un altro Dead Eye che va invisibile pure lui. Io sono morta intanto. Ok, succede. Oh, chi è qua? Ok, sono tutto in cooldown. Non se la cava male sta build tutto sommato, anche se non riesco a resettare le utility, ma dai, tutto sommato non se la cava male. Beh dai, stiamo andando anche abbastanza bene come È molto partitella. strana sta cosa, però. Vero? Sì, è Dove molto sono strana. finiti tutti? Grazie ragazzi, ci state portando... Aspetta. Ci state però. portando fortuna, sì, Non vero. è finita, piano. No, non è finita assolutamente. Come mai si è ricaricata quella lì? Chi? Ok. Sai che tutti i personaggi hanno la loro skill di cura, chi più chi meno. Ok, dai, control point. Allora, adesso vado a prendere la candela là in mezzo, a meno che non ci sia qualcuno che sta già andando. Sì, eccoli qua, vedete, adesso stanno andando a conquistare la candela là sotto. Wow, stanno tornando home. Stanno saccagnando. Sì, non stare lì. Ok, via la torretta. Li ho tutti io. Porca paletta. 4 contro no. Con 4 noia fo. Noia fai. Come si dice? Noia fo. Sì.
Non ho tanto stealth con sto PG qua. Ne avevo di più con l'altra build, ma mi va bene lo stesso. Ok. Wow, 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 wow. Per chi volesse entrare, credetemi, è un buon scarico di nervi. Sto gioco. Bene, ho Ogni salvato tanto uno le dei skill vanno e nostri. non vanno. Cosa vuoi farci? Ok. Ah, questa skill di cura non mi piace. Ragazzi, dove siete? Ne ho appena ammazzato uno. Ok, complimenti. Io c'ho... Ok, decappiamo un attimo No. qua. Mazzarola! Mi stanno ammazzando. Di nuovo. Ok, sei a far? Lascia stare, mi hanno appena ammazzato. Ok, allora torna dalla base. Per forza. Ok. Sì, come vedete il PvP è molto dinamico qui, insomma, succede di tutto nella mappa e dovete fare una build. Abbiamo dei buoni giocatori però, è una bella Sì, squadra Andrea la infatti nostra. ci dice che come al solito nel PvP ognuno va per conto proprio, più o meno sì. Però questa è Ok, una però buona comunque squadra. dai, tutto sommato ho visto molto di peggio. L'autotarget non è che sia dei massimi. Questa salamandra non mi piace mica. Porca boia. Via 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 via. Io devo proprio scappare e annichilirmi da, perché se mi beccano non ho praticamente difesa. Non potete ammazzarmi sempre però, Ho sbagliato arma. Dio, per un pelo di capello. Aia. Dai, via 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 Death via 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 balls. via. Ok. Dai, ce lo stiamo cavicchiando bene. C'è gente qua che fa veramente marea di danni comunque. Dei nostri o degli Sì. altri? Dei Ho nostri? tirato 2 o 3 bei colpi pure io, dai. C'è un dead eye anche dall'altra parte, eccolo là. C'è un altro ranger qua. Beh, cazzo, in 5 contro me, aiuto. Infatti. Adesso... Però ho tirato giù il dead eye, gli ho tirato una bomba da 8000 danni. Non è male. Non è male. Dai, ci mancano 20 punti. Praticamente direi che più o meno ci siamo. Mi hanno finito tipo 5-6 volte, Ecco, sai, dai, ma tanto abbiamo Cioè, vinto, dai, giusto nessun per- problema. Però abbiamo vinto. Yeah! Evviva! Dai, è andata bene, poteva andare decisamente molto peggio. Io cosa ho fatto? Una cippa di Non niente. penso niente. No, Io cosa ho hai fatto io? difesa, Ho complimenti. difesa. Ho fatto difesa, Ah, ragazzi. ho fatto anche Che un fico. Che un mini fico. achievement. E mi hanno dato pure un achievement per Sì. 35 partite vinte Guarda, in PvP. giusto per dire, adesso il Revenant e il Weaver hanno praticamente fatto quasi tutto loro. Il Revenant ha praticamente portato avanti la squadra, se non era per Certo. lui ci sgarugnavano, perché non ho fatto assolutamente niente nonostante 5 kill, una morte, 101.000 punti di danno e 60.000 punti curati. Io dico solo che stranamente ho l'inventario pieno, quindi non riesco a scaricarmi la Madonna. Ecco, Ma perfetto direi. Non male direi. Ma che, guardi. Ecco, non mi dispiace questa build, devo essere sincero, devo solo regolarla e imparare un po' di più ad usarla. E appunto per il discorso dei reward, guardate quanta roba abbiamo preso.
solo per una Tantissimo. partitella 7 chest. in PvP. A me hanno dato 7 chest. Non vorrei dire, ma Eh sì, perché hai fatto anche un top stats e Cioè. quindi quando fai un top stats ti danno un Giusto. sacco di roba. Ok, ok. e adesso un'altra me l'hanno dato. Oh, Questi non mi servono, questi mi servono. E ulteriormente vi danno anche PvP Reward. Che cos'è il PvP Reward? Sono delle pozioni che vi aiutano a portare avanti questa barretta. Nel momento in cui ne clicco una, guardate come sale. Una, due e tre. E ovviamente all'interno qui ci sono dei sotto reward. Ti hanno proprio sventrato lì. Sì, 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 mi hanno aperto in due proprio come una guguzza. una salsiccia. Eh sì. Eccolo qua, 1 e 2. Guardate quanta roba ci danno. Quindi ci danno anche un po' di materiali per crafting. Ok, questo cos'è? Tricot thread bag. Ah sì, siamo al periodo di Halloween, quindi Mi hanno dato un casino di cose. sì, perché siamo anche sotto al periodo di Halloween, quindi ti danno Dai. anche altri cosi. Adesso andiamo. No. Dove sei? Ma come? Perché? Stavo guardando il mio inventario. Ah, Cioè, perché eri ancora di là? Beh, sai che devi uscire da di là. lei mi ha sbattuto fuori? Io non ho fatto niente. Assolutamente niente. Comunque così un po' la menata del PvP. Poi ovviamente le mappe hanno tutte le loro meccaniche, uccidi sì, uccidi no, tieni il punto, non tenere il punto, stai col gruppo, non stare col gruppo, tu puoi andare, l'altro deve tornare, tutto il resto sono le strategie di gioco. Non voglio entrare in merito delle strategie di gioco né tantomeno delle build, è meglio questo, è meglio quello, fai più così, fai più colà, è meglio di su, è meglio di giù, perché non sono così esperto da potermi permettere di dire queste Posso cose. andare in banca un attimo? Perché altrimenti Sì. non riesco a prendere niente. Ok, adesso passo da Berserk a Marauder, preferisco forse secondo me il Marauder è meglio. Ok, Virisi, se appena te lo trasportate in banca perché come vedete ha l'inventario pieno e appena fa quello che deve fare, PvP, e andiamo a vedere una partita in Ranked. Quindi siamo io e Virgi contro Oh, tutti mio gli Dio, altri. contro tutti. Cioè, Vabbè. la mia morte. Ci areranno in maniera epica. Penso immediato. Epica, ma è per farvi vedere come, Come si può morire ad honorem. come possono sgarugnarvi in mezzo nanosecondo. No, più che altro per farvi vedere come funziona questa parte qui. Dopo, insomma, andiamo anche un po' a fare un po' question and answer, perché so che Virgi ha dei dubbi e i suoi dubbi sono i dubbi che hanno molti giocatori nuovi o che non sono molto avvezzi al... Madonna, avvezzi, che parolona! E avvezzi al PvP dentro Guild Wars 2, quindi cercheremo anche di rispondere ad un paio di domande e l'ultima parte sarà quindi dedicata ai perché. Hai sistemato? Ma sono appena arrivata. Cioè, io datemi domando. il tempo di... Allora vado a vendere anch'io due schifezzuole qua. Perché fare il PvP? È importante fare il PvP, io non ci credevo. Allora, qui si viene per vendere un po' di cosine, soprattutto quando si ha l'inventario strapieno come il mio. Esatto, ora mi metto in prima persona e guardo Belloccia con la tipa lì in parte che ha gli occhi sbrilluccicosi. Da notare, la smetti di guardare sempre le altre. Sempre la sì, te là, cioè non è che ti sta clippando addosso, cosa posso farci? Non credetegli, non credetegli. La Suicide Squad, sì. Cioè, sembra... Ecco, comunque giusto volevo fare un po' un close up, ma il gioco non mi consente di farlo adesso, però questi sono anche i personaggi che sono dentro Ma Guild hai Wars fatto 2. vedere Rifatevi lì un po' gli occhi e quindi il lino così. Cristo che hai. Ecco. Il mio personaggino è un Asura alto, un tappo e mezzo e quindi... Ma è così carino. E c'è anche la campanella. Ah, si suona pure. Sì, perché ci sono anche gli strumenti musicali. No, dentro dovete questo sapere che è un Don Giovanni, quindi essendo un Don Giovanni, eccolo qui che suona la campana. gioco. E quello che sia, premo tasti a caso. Sì, il nuovo Beethoven. Però sai che sono davvero indeciso se tornare a pistola daga o doppia pistola piuttosto che spada daga.
La spada ha una skill comoda che mi teletrasporta e mi tira via, ma faccio fatica ad usarla e l'attacco principale non fa tutti i danni che dovrebbe. Non lo so, sono indeciso. Dai, per la prossima partita cambio una cosa nel mio personaggio, quindi vado di doppia pistola. Non so se sto facendo bene o male con la build che ho. Fatemi controllare, intanto Virgi vende le sue cose. Ok. Sì, questo mi serve. Ok. No, questo no, è meglio. Dopo, ovviamente, dove mettere questi punti, come metterli, metto questo piuttosto che non quello, è personale, dipende da voi e è un po' dipende da come vi piace giocare, da come riuscite a fare le cose, da un po' i punti, i numeri che vedete uscire. Se volete il condition damage piuttosto che non il power damage, se volete il supporto piuttosto che non... ci sono milioni di cose. Diciamo che anche qui configurare queste cose ci vuole tanto tempo. Sembrano poche scegliere un amuleto tra questi, ok? Non sono tanti, non sembrano tanti, ok? Infatti non lo sono, ma dopo quando dovete mettere scusate, le rune a fianco, queste sono tante, ok? E i sigilli delle armi altrettanti, quindi le possibilità sono davvero 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 molte e provate a buttare su qualcosa o comunque informatevi un po' online su qualche build che sia simile a quello che vorreste, diciamo, fare all'interno del gioco. Sì, perché la differenza tra il Marauder e il Demolisher è che uno mi dà Vitality e l'altro mi dà Toughness. Preferisco avere un po' di più punti vita che non un po' di Ci sono. Toughness. Ok, siamo pronti? Se siamo pronti, Ci Pigio Ranked Arena, andiamo a vedere un bel 2 contro 2 dove ci sdereneranno. Ci troviamo due Revenant adesso morti. Morti. Sì, anche perché il Dead Eye, diciamo, non è molto... L'importante è che vi fate una risata mi pigi tranquilla. yes, grazie. Yeah! Ci sono già le zucche di Halloween. Eh sì, Figo. adesso è periodo Halloween, quindi hanno addobbato il gioco nelle Bellissimo, città le e zucche ci di sono anche gli Halloween. eventi e tutte le ricompense di Halloween e via discorrendo. Già. Mamma mia. Ok, Aiuto. vedete? Adesso siamo in 4 contro 4. Facciamo un'Asura Arena, l'abbiamo fatta l'altra volta. Se viene Quella dell'altra selezionata... volta. Esatto. Ecco, tutti decisi su cosa fare. Bene, Hall of the Mists, siamo su un'altra mappa. Ah, è un'altra questa, vero? Sì. Allora, nel 2 contro 2 si torna a una cosa più semplice. Non ci sono punti di controllo, non ci sono menate, è solo 2 contro 2. Due giocatori in squadra che si sgarugnano contro altri due giocatori in squadra. Adesso vediamo contro chi siamo. Vedo una verdura. Sì, c'è una verdura. Sono i personaggi Silvari. È questo Meretil, Torsfoot, come cavolo si chiama. Non si sa ancora cosa sono. No, non si sa ancora, finché questo tizio non pigia ok, stiamo ad aspettare. Allora, sono un Revenant e un Ranger, un un altro Ranger, sì. Vedi che il Revenant c'è ovunque. Il Revenant Cosa è dobbiamo una... fare qui? È qui, è come l'altra volta, 2 contro 2. Ok. Adesso occhio perché non ho più la skill per farci diventare tutti invisibili, quindi Non fai importa, quello, tanto non serve a niente a me, guarda. fai quello che credi. Ah, Stun Break. Ah, sì, lento a tirare le skill, figuriamoci. Però l'ho tirato giù abbastanza quel Revenant. Ho sbagliato io completamente tutto. Vai, buon divertimento. Ho sbagliato proprio completamente tutto. Ho preso sonno e lì. Il problema per me, nei 2 contro 2 con questo personaggio, intanto che sgarugnano Belloccia, e sono queste arene estremamente piccole. Il Dead Eye fa un'estrema difficoltà a muoversi qui intorno e non è una buona classe con cui affrontare i 2 contro 2. Sarebbe meglio passare magari un Daredevil o qualcosa del genere e avere un burst damage molto più diretto. Il Dead Eye ha bisogno di spazio, ha bisogno di muoversi, ha bisogno di copertura per poter tirare le sue skill. Anche se fa parecchi danni, perché tirare 8000 danni in PvP è tanto.
Ok, per farlo ha bisogno di tempo e ha bisogno di ingarugnare un casotto di robe e mezzo. Ok, adesso questi vanno a proteggersi su là. Appunto, come non detto, non ho assolutamente una build per fare questa cosa. I danni li faccio, per carità, perché li faccio, non è che non li faccio, è che sono più resistenti, hanno più sustain e io una volta che scarico tutto sono finito. Non ho spazio per muovermi poi. Non ho assolutamente spazio per muovermi. Avrei bisogno che Belloccia fosse un druido e si mettesse a fare un po' da tank. Vedete il Soul Beast come regge molto di più di un Dead Eye dentro qui. In due, che simpatici. Beh, in due. Comunque ero arrivata a metà alla vita. Gli hai sono fatto riuscita parecchio a fare male. un po' di danni. Gli hai fatto parecchio male, quasi quasi che la prossimo match vai avanti te e io tiro da dietro. Proviamo a fare così. Vediamo come va. Tanto non siamo qua per vincere, siamo No, qui perché solo vedono per te e si dimostrare. accaniscono su di te. Eh sì, perché hanno paura dei danni che posso fare io. Tu scatenagli addosso Scalogno, appena partiamo, e tiragli una bella andata di frecce. Perché il Revenant è forte. Cazzo, mi ha evaso il colpo. Sì, buonanotte. Un po' di danno gliel'ho fatto, però dai, tutto sommato. Però dopo loro hanno questi attacchi ad area mega galattica e figuriamoci. Poi ti stunano, ti buttano lì e come vedete queste C'è classi il sono le Revenant classi che ha- completamente broken ad alto burst e quindi un bagno di sangue. Sì, 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 assolutamente. Il Andrea. Revenant ha quella... Adesso, sì, adesso ci arriviamo, scusami se ti interrompo un attimo Virgi, quindi come vedete quando finite queste partite il gioco vi dà queste ricompense e andate avanti a sbloccare la vostra chest. Non ho fatto assolutamente una cippa di niente, hai fatto più danni di me, complimenti, e hai fatto anche più healing di me, quindi nessuna top stats per me. Le losses vanno avanti, vabbè, ma chi se ne frega, non siamo qua assolutamente per vincere. Il problema che adesso... Ok, leave match, tanto non dobbiamo fare altro. Il problema del PvP in Guild Wars 2 è che bisogna essere veramente super focalizzati. Quando vi trovate il 2 contro 2 dovete avere per forza sia la classe che il PG, non potete usare il PG che volete. Purtroppo è così, bisogna ammetterlo. Non ascoltate chi vi dice ma potete fare con chi volete, no. Perché ci sono delle classi tipo il Revenant o l'ingegnere eccetera eccetera che quando li trovate stateci alla larga. Il Dead Eye poi è una classe che sinceramente in PvP può essere carina, ma è estremamente difficile da gestire. Ho spanto anche il tè perché mi stavo agitando. Ho spanto. Ho spanto il tè. E è una classe estremamente difficile da gestire il Dead Eye e come vedete in PvP così piccoli è inutilizzabile, non avete spazio per muovervi, non riuscite a girare neanche la telecamera, quegli altri vi stanno focalizzando a tunnel vision, guardano davanti e vedono solo voi, quelle poche volte che riuscite ad andare in stealth non avete fisicamente il tempo per gestirvi. E cosa succede? Quello che vedete, quindi io voglio usare questo perché so cocciuto io, ma prima o poi passo al Revenant. La Virgi lo sa già, tra un po' faremo il Revenant e con il Revenant faremo anche qualche diretta in modalità particolare, quindi vi avviso di questa cosa qui. Perché ho fatto questa cosa? Per Sai farvi cosa vedere... Esco e dentro Sì. con il Revenant.
Ok, anche il Revenant, vabbè. Poi il discorso è che bisogna anche saperli usare, quindi bisogna prendere molta confidenza con la classe, bisogna capire tutte le build, capire tutte le skill e capire come gestire completamente il nostro personaggio. Il PvP è un ambiente estremamente competitivo, ci sono giocatori che ci giocano sopra da 10 anni per dire, e quindi è un po' così. Purtroppo ArenaNet fa un'estrema fatica a mettere insieme i giocatori, quindi può essere che i giocatori che noi abbiamo trovato erano 500 livelli sopra noi. Non vuol dire niente a livello di punti, ma vuol dire a livello di esperienza di gioco. Addirittura il tizio che ci sderenava, figuratevi, ha tutti i leggendari addosso, quindi no life, vivo e gioco solo qua dentro, quindi figuratevi se avete una possibilità anche a parità di build. Quindi prendetevela con calma, non incazzatevi, se vedete che il vostro personaggio non funziona bene in PvP, controllate online se c'è qualche build o qualcosa per farlo funzionare in PvP, eventualmente cambiate classe, fate un Mesmer, fate un Revenant, fate uno Scourge, prendete qualcosa o un ingegnere e fate qualcosa che possa essere proprio dedicata. Ci hanno proprio fatto fuori, sì Virgi, quindi bene, adesso taccio un secondo e passo la parola a Virgi qua di lato che voleva dire qualcosina prima e volevo finire il discorso, punto. Volevo dire qualcosina. Sì, stavi dicendo qualcosa? Che adesso proviamo ad entrare con il Revenant, perché il Revenant ha una, come si può dire, una skill che è bellissima, che è quella dei martelli che girano attorno. Sì, l'abbiamo vista, l'ho vista prima. Esatto, quella unita alle catene Sì. è micidiale. Appunto. Cioè, quindi fa il un Revenant casino quando di lancia, danni. quando lancia Sì, quella sì. skill non gli puoi andare vicino, per di più lancia skill ad aria su un'area molto molto grande ed è un dannato casino completamente. Tra l'altro in questa partita avevo messo le pistole e non sono neanche riuscito ad usarle una volta, lo sai? Non ho avuto neanche il tempo di cambiare le armi. Figurati. Eccoli qua. Ecco. Ah scusa, eccoli. Questi martelli qua sono terribili, fanno tantissimi danni. Sì. Eccolo qua, questo Per è chi lo Revenant. sa usare bene, ovviamente. Beh, ovvio. Più che vista quella skill, l'hai presa sui denti. Sì. L'ho vista talmente bene che quando è arrivata ero morto già per te. Ho detto, ehi ciao, morto. Assolutamente. Cavolo, sono più grande del drago. Eh beh sì, il Norn, che è la razza che ha scelto Virgi per questo personaggio, è davvero davvero grande. Non è che sono io che ho la mania di fare i PG piccoli. No. Ok, rimetto tutto come era prima. Rimettiamo il Berserker e andiamo via un po' più tranquilli. Bene, quindi cosa dire? Il PvP è un po' così, ci sono tutte queste cose. Abbiamo visto come gestire un attimo tutto il pannello, quindi come entrare nella lobby, come entrare e iniziare a fare PvP nelle arene senza rango, come andare poi nelle arene con rango, quindi vedere tutta la league e le ceste eccetera eccetera, cosa sono e come funzionano i reward track. Qui basta semplicemente cliccarli, si attivano, li avete qua e vi danno tutte queste belle ricompense, scegliete quello che vi dà le ricompense che sono adeguate alle vostre necessità e abbiamo visto dove fare le prove e quindi questo è quanto. E molto altro da dire non c'è sul PvP, anche se si potrebbe star qui a parlare per mesi di tutti i pro e i contro, degli alti e bassi di questo gioco. Alcuni bassi li abbiamo visti prima e Ce la facciamo un'altra partita? vuoi fare un'altra partita? Ma Ok, sì, andiamo in Unranked, Unranked, sì. Sì. E vi dico, il 5 contro 5 è molto bello, anche se un po' tossico, però ci sono più giocatori, quindi potete usare anche un Dead Eye per dire lì. Il 2 contro 2... Accetta. Ah sì, hai già fatto te? Ok, Sì. scusa, non l'avevo visto. Grazie. Facciamo una partitina prima che salutiamo. Sì, almeno. ok, dai, ok. Vediamo Allora, un non so se hai attimo. visto le 12 fatiche di Asterix, sì, tu sei come quello delle arti marziali piccole. Ho un vago ricordo di quella cosa, io delle 12 fatiche di Asterix e Obelix mi ricordo di Obelix che va al ristorante. Quella è Ma indimenticabile. quanto bellina sono? Aspetta che ti inquadro bene. Sì, devi venire qua un attimo. Che Ah, ok, sei seduto sulla panca, Mi sono seduta. quindi mi faccio sit anch'io. Ma che Ok. carini che siamo! E inquadro Virgi seduta sulla panca, perché ci si può sedere anche sulle panche dentro Certo. questo gioco, cosa assolutamente indispensabile, come la tazza per lo youtuber. Ma passami la tazza tua, che poi mostriamo la tazza di Virgi, visto Sì. che anche lei sta facendo Giusto perché YouTubing. non amo il Questa è la tazza di Virgi, guardate che bellina.
Ok, e questa è l'altra tazza che abbiamo a disposizione questa sera. Proprietà esclusiva di Virgi. Aspetta che A lei. facciamo. Ma Ecco. no, non posso fare uno screenshot mentre mi passa Anche un questo è il gioco. gattone che vola davanti. Anche questo è il gioco. Q per uscire. No, X per uscire. Ok. Allora, visto che guarda, sono ancora più basso di te nonostante che sei seduta. Guarda, La differenza tra un Asula e un Norn. da notare. Sono grande come la tua mini. Sei grande come la mia mini. Bellissimi. Questo è da screenshot. Assolutamente. Col mio PG che ti No, guarda. ma dovete vedervi, guarda, sembri incazzato con... Ecco, qua ci facciamo un bello screen. Intanto che aspettiamo di andare a giocare perché... Babba via quanto piccoli sono gli Asura. Allora, c'è una skill che assolutamente non mi piace, che è questa, che la tiro via. Perché la build era quella, ma questa preferisco questa, che pumf e diventano tutti invisibili. Preferisco avere questa. L'altra è Dove sono comoda. sparita pure io. Eh sì. Fermo Tutti lì, quelli vicini. fermo lì. Guarda, adesso passa un altro personaggio qua. Vai, andiamo vicino a questo personaggio Dove qua. sei sparito? Stai ancora facendo foto? Ma mi sei sparito. Ecco, guarda, qui ci sono altri personaggi. Se io faccio... No, fra 19 secondi perché devo resettare la skill. Ok. 9 secondi. Sono tascabile. Sì, gli Asura sono proprio Avete PC visto? tascabili. È piccolissimo. Beh, non sono l'unico, guardate questo col corno verde quanto piccolo è. Guarda. Io mi astengo. Aspetta che rimetto un attimo perché altrimenti qui diventa da ridere. No, su Telegram. Ne devi accettare, se no ti disonorano di nuovo. Non posso essere disonorata ancora. Oh, che bello, Eternal Coliseum. Questa è un'arena che mi piace. E quindi così, poi ovviamente sì, il perché andare a fare PvP lo vediamo appena finiamo questa partitella, ma un po' l'avrete intuito, insomma, fondamentalmente, un piccolo accenno, sono le reward che vi dà il PvP e la possibilità di fare una cosa molto importante, che dopo vi dico, ovviamente. Adesso no. Abbiamo preso la mappa che ho scelto, e qui. Allora, questa mappa qui, giusto per spiegarla velocemente, una squadra parte qua, una squadra parte qua, questi sono i 3 punti di controllo, lo scudino e la spadina sono 2 power up che vengono fuori ogni tot tempo dentro la mappa e quando i giocatori li conquistano aumentano la difesa o l'attacco della squadra. Quindi molto semplice, senza tanto da dire. Ok, non ho visto contro Di chi là siamo. ci sono 3 Revenant di là. Oh signore santissimo, Quindi vabbè, preparati. qua ci scassano Sì. e ci scassano male. Ve lo dico già. Ok, io vedo di andare a close. Ho rimesso le armi giuste, sì. Tif. Thief vuol dire ladro. No, come si scrive? Thief. Ah, TH. Eh sì, thief. Non è thief, è Beh, thief. questa è una bella arena. Non cappiate, non cappamo in 2 e in 3, ok. Questi non sanno giocare, ve lo dico già. Un piccolo accenno, quando vedete situazioni del genere dove il Thief sta già cappando un punto e arrivano altri personaggi a cappare, quindi a conquistare quel punto, vuol dire che la gente non sa cosa sta facendo. E non è perché sei in 2 fai più veloce. Ah, devo cambiare la skill di healing, mi sono dimenticato di cambiarla. E tutto sommato non sta andando malacissimo comunque. Ok, dove siete?
Torniamo indietro che c'è il Revenant qua. Che bello interrompere quando tiri il Mark. Vedete, a volte è meglio ucciderli. C'è un Ranger qua, vedo. Sì, era un Ranger con 500.000 persone che gli si sono lanciate contro. Ok, occhio qua che stanno tornando. Ma dai, non sta andando male sta partita tutto sommato. Non avevo grosse speranze. Invece insomma giocano come me all'inizio, però io penso che sia Sì, quello Univi gli faccio meno male. Vedete, e il Dead Eye invece su aree un po' più ampie lavora molto 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 meglio. Oh. Se il gioco si decidesse a farmi partire le skill non mi dispiacerebbe. oh, Mi serve una manina qua al centro. ogni volta che mi buttano giù pure me mi hanno ammazzato. I Capita. due Revenant mi hanno ammazzato. In due? No, non è Revenant. Cazzuole, non l'ho visto. Dai, ammazzatene uno, ammazzatene uno, ammazzatene uno. Ecco. Vabbè. Non avevo visto l'altro, mi sono messo a tunnel vision sul Guardian per quello tirarlo giù, non ho fatto caso all'altro PG che era là. Ho sbagliato l'ingaggio. Chi era questo Asura piccolino? Adesso vado a scoprirlo. Oh, bravo il nostro Guardian qua. No, è un Weaver, cosa cacchio è? Sì. Mirage, che cacchio è questo? Sì, Mirage. Credo. A volte ci sono delle icone con cui, così guardandole al volo, mi confondo. Dai, bastardo. Scusate. Mi ha fatto fuori il range. Dai. Stiamo perdendo colpi. Non va bene. Devo presto a recuperare queste cose. Che cazzo? Devo cambiare i Pensa, tasti sulla... ma pensa a te. Oh ragazzi, sono tutti qua al centro. Arrivo. Sono moruta. Vedete quelle maledette skill. Ok, dammi una mano a tirare giù questo. Vai, vai che è andato. No, sto cacchio. Vai, occhio che arriva l'altro Revenant. Dai che te l'ho sgarugnato un bel po'. Ah, maledetto si è nascosto. Da sola, con tutti. Che stupida, mi sono fatta fregare proprio.
E sono tutti qua con me. Si è salvato, stava per morire. Ero con tre solo io, dove siete spariti? Eri con me, sei sparito? Perdonami, sto duellando con Revenant qua. E adesso gli sta arrivando anche il ranger di supporto. E buonanotte, cazzo. Vabbè, almeno sono arrivati qua a darci una mano. Sì. Ciaone. Oh, ma stiamo perdendo? Sì. Stavamo andando anche così bene, cazzuola. Adesso ci hanno recuperato perché ci siamo dispersi. Anche questo succede, dai, anche questo succede. Sono da sola con Scappa, tutti. scappa. Stiamo arrivando. Vabbè, dai, anche questo è il PvP qua dentro. Si sono incazzoliti. Devo cambiarmi i tasti. Ma te sei un genio. Adesso sono pieno di condizioni. Cazzo. Sono sola con tutti ogni volta qua. Ma non possono essere tutti da me. Perché la squadra è andata a fancuco. Hanno visto che stavamo vincendo. Guarda, questo mi è passato a fianco, non si è neanche degnato di tirarmi su un 1, attimo. 2, 3, sono tutti qua. Eh sì. Guarda che roba, ci hanno proprio fregato, sai? Niente, vabbè. Eh sì. Oh, Peccato. ho fatto il top healing. Grande, grande virus. Ridicola cosa. Ho fatto i revive e l'healing pazzesco, Io kills, assurdo. addirittura. Eh sì, Cioè. Revenant, eh sì. Ho curato più di tutti, vabbè. Vedete, qua c'è stato il sorpasso e non siamo stati più in grado, abbiamo proprio preso sonno durante la partita. Sì. Vabbè, contro i Revenant nell'altra squadra non è bisogna facile. burstargli addosso completamente. Comunque, vabbè, la partita è andata così, siamo a posto e andiamo avanti. Adesso vi faccio vedere i perché del PvP, dopo andiamo verso chiudere la partita. Questa è andata un po' così. È stata una bella partita tutto sommato, dai. Non mi lamento, ci sono delle Più che altro partite che... una partita istruttiva anche. Sì, ogni partita si impara qualcosa, io dico. Certo. Anche se la tazza ha brutte esperienze delle partite andate male, ok? Non è tutto oro quel che luccica per andare avanti di frase fatte. Comunque, perché fare il PvP? Fondamentalmente per tutte le reward che vi dà. E ulteriormente, come vedete, Daily Completionist 2 gold fatti solo Sì. così al volo. Perché? Perché abbiamo finito le nostre 3 su 3 daily del giorno. Possiamo farle in PvE, possiamo farle in PvP, in World vs World o un po' tutte assieme. Magari entro, faccio una partita in PvP, faccio quelle due daily, anche quella daily, quelle due daily e l'ultima la faccio in PvP e in PvE. Quindi posso fare un po' e un po'. In poco tempo riesco a prendermi i miei 2 gold del giorno e sono assolutamente a posto. E questo è il perché numero 1. Perché numero 2, ovviamente, tutti i reward che ci danno. Quindi tra i reward track, tra i league chest qui che ci danno tutte queste cose qui, assolutamente ben vengano. Ok. E poi un'ultima motivazione. Io facendo PvP posso fare l'equipaggiamento, almeno l'armatura leggendaria, come dicevo l'altra volta, a partire dall'armatura, posso fare l'armatura leggendaria semplicemente giocando il PvP.
Non ho bisogno di fare quest strane, devo solo completare il reward track del Glorious Armor che vedete qui sto già facendo, e uno l'ho anche già terminato, lo vedete qui, eccolo qui. Quindi con il Glorious Armor reward track e altri reward track acquisisco gli oggetti che mi servono, acquisisco il gold, poi potrò andare a fare il gold che mi serve magari anche in PvE e posso ottenere l'armatura leggendaria davvero, diciamo, non senza sforzo, perché comunque bisogna investire un po' di tempo di gioco, però senza tutte le menate che devo fare in PvE. Ed è una cosa che io consiglio a tutti i giocatori, se vi voleste appassionare o comunque se puntate ad avere un'armatura leggendaria, vi fate un po' di PvP, qualche partita ogni giorno. È importante che tirate su dove? No, è tardi. Vi tirate su queste chest e praticamente avete finito. Dovete fare di pari passo un po' di fractal per gli altri, un paio di altri item. Vi basta un pezzo di armatura Shanded e quello che raggranellate qua. E uno alla volta fate tutti e 6 i pezzi di armatura leggendaria per il vostro personaggio. Un po' di tempo, un po' di gioco, vi ci divertite, e quindi questo è l'ultimo perché fare il PvP. Ovviamente va preso con le pinze e quindi non incazzatevici troppo, detta proprio così. Eventualmente vi fornite di tazza e qui dentro dite tutte le brutte parole. Ah, C'è Virgi che mi guarda con uno sguardo strano. già. Bene. Virgi, volevi aggiungere qualcosa o domandare qualcosa in relazione al PvP? Io penso di aver esaurito gli argomenti No, di oggi. diciamo che direi che adesso andiamo a farci massacrare un altro po'. Adesso vado a prendere un po' d'aria, dopo ci pensiamo. E quindi questo spiega un po' di cose, no? Perché anche Virgi, come giocatrice relativamente nuova, ha avuto comunque molta difficoltà a capire cosa fare, dove cliccare, cosa mettere, dove mettere, tra equipaggiamenti, build e altre cose. Diciamo sono le parti un po' più confusionarie del gioco, perché proprio funzionano in modo diverso. È L'abbiamo vero. visto all'inizio e quindi era così. Quindi volevo appunto domandarle se aveva qualche domanda a riguardo per eventualmente integrare No, ti qualcosa che fosse ringrazio dimenticato. perché adesso andrò a vedermi anche tutti i miei personaggi, anche perché voglio fare sì. un altro personaggio da PvP, quindi adesso Ok. che ho capito qualcosina di Beh, più. lo Scourge è meraviglioso in Esatto. PvP. Ok, un'altra delle classi che funzionano molto bene. Sì, Il ma Rave- adesso salutiamo un attimo, guarda, arrivo Ok. subito intanto che tu saluti. Sì, Che beh, dai, ormai vi siamo alla raggiungo con fine. una cosa. Io, scusami, sono qui, mi ha parcheggiato questo personaggio davanti, lo faccio vedere in diretta per la cronaca. Dai, che così domani ci troviamo tutti quanti. Ok, queste sono le Fashion War di Guild Wars 2, perché è un gioco dove la Fashion War è una delle cose più giocate, uno dei contenuti più giocati, cioè grindare, brigare per essere più sbrilluccicosi e più fashion degli altri, una cosa che non ho mai sopportato, però è una delle cose del gioco, non è troviamo qua. Allora, Adesso facciamo vedere. vedo un commento dalla chat. Ciao Reala, mi fermo lì con il nome. Ciao, benvenuto. Eccoci qua. E quindi Allora, adesso siamo ai saluti, dopo esserci fatti sgarugnare alla grande in PvP, Arrivo, era giusto perché per il dovere di cronaca. questo è l'altro personaggio che Virus diceva prima, che così quando. Eccomi qui, dove scappi? Beh, Real, No. guarda, ognuno ha i suoi gusti e come dicevano i romani, de gustibus non disputandum est, Dove e quindi sei? sto saltellando qua in giro e Ma quindi fermati ben venga anche le skin e le armature per gli omini umani, uomini Fermati, sono anche. fermati. Aspetta un attimo, sto cercando una skin, un'armatura da far vedere a Real che ci ha raggiunto in chat. Questo è un char, però eccole qua, come vedete ci sono anche degli outfit e delle skin che si applicano bene anche ai personaggi uomini maschi, insomma, quindi questo, Sì, questo è questo è vero, quanto. bellissimo. Sì, beh, non è solo per le donne, vale un po' per tutti e le razze e i generi del gioco, insomma, quindi questo ci sta. Questo ci sta. Giusto per
che è così alla fine, è così. Diciamo che la quantità di skin guarda il personaggio che è a fianco a e di me. possibilità che c'è dentro questo gioco è davvero Beh, vieni enorme. qua dove sono io, vieni qui. Non stai con l'Asura? Per non Ti ti ho detto vedevo. che ti ho raggiunto con l'Asura. Guarda i due personaggi, dove Fai sono venire io. il mal di mare. Scusami Andrea, mi stavo muovendo un po' troppo È vero. No, velocemente. Hai capito, ragione. Guarda qua, vieni qua con È me. un attimo che raggiungo appena vedo. Ma è una gioia? Dov'è finito Eccolo il qua. personaggio che era qua con me? Non lo so. Eccolo qui. Eccolo qui. Da notare il personaggio. Eccolo qua, da notare il personaggio. Siamo alti come il suo stinco. Per dire. Sì. Eccoci qua, Ecco. così adesso. Saltando non gli arrivo ci neanche alla vedete. testa. E questo adesso Virus racconta che cosa sono in questo personaggio. Vabbè, questo personaggio è il tuo Scourge, è il tuo Necro Scourge ed è il Di tuo cui personaggio. devo fare la B. Eh sì, abbiamo deciso di fare due Asura, uno che si chiama Ciao a Lino tutti. Pisto, che è il mio Deadeye, e Mai una gioia, che è quello di Virgi. Quindi... Lino Pisto è mai una gioia. Davvero. Esatto. Beh dai, diciamo che ci stanno. Ok, così vi inquadro anche l'Asura di Virgi. Beh, è bellina, dai, solo che, vabbè. Andrea giustamente conferma che sui PG femminili nella regola degli MMO, giustamente, meno vestiti hai addosso, più stats hai, soprattutto sui PG appunto femminili. E assolutamente. Le armature dei PG femminili sono sempre state molto, diciamo, poco coprenti, ma è anche giusto, dai, insomma, ma non solo per le armature femminili, un po' per tutto, dai, insomma, diciamo che anche l'occhio vuole la sua parte ed è giusto che sia così. Quindi, ragazzi, da Virgi e Virus 101 diciamo che ci siamo. Virgi, se hai qualcosa da dire o quello che sia, io andrei ai saluti. Quindi anche con i nostri personaggi salutiamo, se vuoi salutare con il tuo asurino. Ah, io salto sempre. Scrivi ragazzi, /wave nella chat. /wave e vedrai il tuo personaggio salutare. Se scrivi /cheer fai questa cosa qua. Bella lì. Ciao Rela, ciao e alla prossima diretta, dai. Ciao ragazzi, vi aspettiamo in gioco. Eh sì, dai, poi chi Certo. volesse anche venire a salutarci in gioco, abbiamo una piccola gilda proprio così per divertirci, c'è la gilda dei bevitori divini con acronimo Bevi, ci trovate in gioco, poi eventualmente se passate su Discord vi diamo tutti i riferimenti del caso. Bene, questo va a terminare la diretta di oggi su Guild Wars 2, il PvP, un po' le basi, le meccaniche di base eccetera eccetera e basta. Cosa dici Virgi? Hai qualcosa da aggiungere? Certo che se si sono divertiti, Speriamo ci di lascino sì. un commento Beh, volentieri. sul video e alla Esattamente. prossima vi aspettiamo. La prossima vi aspettiamo, Certo. assolutamente. Bene ragazzi, grazie a tutti e sempre nei miei terribili saluti finali, Virus 101 e Virgi vi salutiamo calorosamente. Yeah! Basta, è persa con l'Asura adesso. Allora, Vi salutiamo ciao a tutti, calorosamente Ciao ciao. e come al Il solito draghetto. vi do il mio transmission out.